Come avete resettato la sconfitta di Bolzano e da dove si riparte, mister? Sicuramente bisogna ripartire da questa sfida, che è una sfida difficile, perché il Cartigliano ogni anno replica ciò che di buono fa nell'anno precedente, anzi mettono dentro sempre qualcosa di nuovo. Guardandoli mi sono proprio piaciuti. Abbiamo resettato dicendoci che così non va bene. Servono secondo me poche parole, tanti fatti, perché poi le parole non vanno bene, mentre i fatti, il correre di più, il combattere di più, l'essere più squadra, probabilmente ci toglierà via da questi problemi e da questi inconvenienti che non devono più succedere. Com'era il morale anche della Il squadra? morale chiaramente è basso, ma noi crediamo, io credo di avere un buon gruppo, una buona squadra, anche dal punto di vista morale, perciò quando soffro io, soffrono anche i ragazzi, soffre la società in primis. Noi soffriamo perché ci rendiamo conto che non stiamo facendo quello che realmente ci è stato chiesto di fare. Di questo siamo dispiaciuti, però il dispiacere adesso deve avere una traduzione, e per tradurre questo domenica dobbiamo metterci tutto noi stessi, tutte le capacità che ci abbiamo, tecniche e soprattutto morali. Hai in testa magari qualche cambio, qualche No, ma stravolgimento? stravolgimenti tecnici, tattici, io penso che poi dentro le cose che non vanno bene ce ne sono anche di buone, giusto? Che poi un allenatore deve analizzare tutto, soprattutto il negativo, ma c'è sempre qualcosa di positivo. Chiaramente io guardo la settimana, si cerca di essere dentro una strategia settimanale, si cerca però di essere il più meritocratici possibili nei confronti di chi gioca, però questa è una squadra che si è allenata e si sta allenando bene, ecco. Domenica hai detto, mister, bisogna guardarsi negli occhi e capire che siamo qui per lottare per un altro obiettivo. Vi siete guardati negli occhi questi giorni? Sì, ma io credo che già martedì, quando sono arrivati i loro volti, che poi in autobus nel viaggio di ritorno chiaramente ognuno ha pensato a modo suo a pensare a ciò che non è andato, giusto? A quella tragedia sportiva che noi ci ha colpito in quei 16-17 minuti in quel secondo tempo. Martedì eravamo molto avviliti, è chiaro che poi bisogna riprendersi, allenarsi bene e lo abbiamo fatto. Adesso abbiamo 2 allenamenti importantissimi, perché poi tutti i sentimenti che ci scorrono addosso, dobbiamo ricordarci che poi ci deve essere sempre un'organizzazione dentro al campo. E anche lì possiamo migliorare, devo essere ancora più incisivo, bisogna lavorare meglio, è il motivo per cui oggi, domani saremo con le antenne altissime per provare a rendere ancora di più. L'ultima cosa, dal punto di vista fisico, riesci a recuperare Di Maira magari dal primo minuto? No, dal primo minuto no, io spererei di recuperarlo. A oggi no, noi purtroppo abbiamo una lacuna che non pensavamo di avere, ma purtroppo si è incorsi in 2 infortuni e di questo ci dispiace, ecco, perché poi l'attaccante per ogni squadra, si dice che a noi manca il 9, ma io penso che non ci manchi il 9, ci manca proprio il 9 a livello che li abbiamo comprati ma non ci sono perché infortunati. Con questo ho fiducia in Davide, ho fiducia a chi andrà a sostituire Filippo o Amarildo. È chiaro che preferirei la fortuna di un allenatore, dico che sta nell'avere tutti nei momenti giusti, ok? Oggi non ce li abbiamo, però non può essere un alibi, perché la mia squadra deve rendere molto di più anche senza i 2 attaccanti.